Stefano? Ah, Stefano Zamperini. Zamperini. Via, 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 via. Qui avete provato tutto voi che va. Tutto funziona. Tutto Ora- ok. Ci siamo, mi sento io. Te mi senti? Buonasera, benvenuti dal Pala Barzacchi, 13ª giornata di campionato Serie A2. Le partite in programma, intanto buonasera da Daniele Maffei. Castiglione batte Vezia Oche Forte dei Marmi, iniziata alle 19 per 6-2. Poi Rotellistica Camaiore contro Follonica inizia alle 20:45, quindi è iniziata da pochi minuti. Roller Matera contro Sarzana si gioca il 6 di maggio alle ore 18:15. Salerno Farmè Pumas Viareggio si gioca il 17 di maggio alle ore 20 e poi il centro che tra poco affronterà il Prato, si inizia alle ore 21. La classifica: Centro Giovani Calciatori Viareggio 31 punti, Pumas e Camaiore 25, Matera 23, Follonica 22, Castiglione con la vittoria di stasera 12, Vezia Hockey Forte De Marmi 11 punti, Prato 10 punti, Salerno 9 punti e Sarzana 7 punti. Il centro e il Sarzana hanno una partita in meno. I marcatori dei bianconeri: Muglia 35 reti, Danna 14 reti, Puccinelli 10 reti, Rosi 9 reti, Balistreri 4 reti, Gemignani 2 reti, Raffaelli, Palla e Falaschi 1 rete. Per quanto riguarda invece il Prato, Maurizio Baldesi 28 reti, Alberto Capuano 8, Oscar Barbani 4 reti, Andrea Santoro 3 reti, Lorenzo Capuano e Andrea Poli 2 reti, Lorenzo Mugnai e Tommaso Benelli 1 rete. In questa stagione il centro 11 partite giocate, 10 vittorie e un pareggio, 71 le reti fatte, 19 quelle subite, quindi più 52 differenza reti. Il Prato 10 punti, 3 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte in 12 partite giocate, 49 le reti fatte, 72 quelle subite, meno 23 differenza reti. Adesso la parola al mio compagno di viaggio, il super Roy Lepore, per le formazioni che tra poco daranno vita a questa 13ª giornata qua al Pala Barzacchi. Roy. Buonasera, buonasera da parte mia qui dal Pala Barzacchi, dove stanno per fare ingresso in pista le squadre. Vedete, il Centro Giovani Calciatori è già lì, il Prato sta arrivando, c'è il portiere che si sta avviando, gli altri giocatori sono sempre all'interno dello spogliatoio. Vediamo le formazioni delle squadre con il Prato con il numero 1 Alessandro Vespi, con il numero 5 Maurizio Baldesi, con il 4 Oscar Barbani, con l'8 Tommaso Benelli, con il 6 Lorenzo Mugnai, con il 21 Alberto Capuano, con il 3 Lorenzo Capuano, con il 99 Andrea Poli, con l'11 Andrea Santoro, con il 10 Lapo Barzi. Allenatore Enrico Bernardini. Il Centro Giovani Calciatori schiera con il numero 17 il portiere Pablo Gomez, con il 5 Niccolò Puccinelli, con il 9 Samuele Mugna, con il 95 Davide Palla, con l'11 Romeo Danna, con il 7 Alex Raffaelli, con il 37, con il 76 Andrea Balistreri, con il 4 Gioele Falaschi, con il 94 Emiliano Torre. L'allenatore è il signor Raffaele Biancucci, il direttore di gara è il signor Fabio Veluti di Modena, l'arbitro ausiliario Sandro Raffaelli di Viareggio. Le squadre vedete che sono schierate al centro della pista dopo aver vinto la Coppa Italia a Forte dei Marmi. La squadra bianconera fa ritorno qui al Pala Barzacchi dopo aver giocato a Follonica la settimana scorsa, vincendo una partita molto importante proprio in un momento clou del campionato.
il vantaggio sulle due altre contendenti che stanno inseguendo con 25 punti, la Pumas e la Rotellistica Camaiore è di margine piuttosto importante, quindi sicuramente anche questa è una gestione di vantaggio che deve essere così importante per la fase finale di questo campionato, che vede il Viareggio ormai sempre proiettato verso la Serie 1. Dopodiché, ecco, quando ci sarà anche la matematica, ci sarà anche la possibilità da parte della società di incominciarsi anche a muovere per il futuro, per garantire quantomeno, ecco, una Serie A1 tranquilla, per puntare alla Serie A1 e puntando alla salvezza. Sì, esatto, Roy, importantissima la vittoria a Forte dei Marmi della Coppa Italia di Serie A2 dei bianconeri. Partita difficile la semifinale con il Roller Bassano, con un inizio non al 100% per i nostri ragazzi, ma ancora una volta poi nel momento in cui bisogna tirare fuori carattere, grinta e qualità, il centro anche in quel caso ci è riuscito. E poi la vittoria in finale abbastanza facile col Matera, difficilissima anche la vittoria dell'ultima giornata follonica con Liam Rosi, che aveva avuto, come tutti sappiamo, un problema fisico e quindi non era disponibile, quindi i giocatori erano abbastanza contati, ma anche in quel caso poi grazie alla tripletta di Bomber Muglia il centro ha portato a casa una vittoria importante per proseguire questo viaggio che può portare i ragazzi di Biancucci alla Serie A1 dopo aver vinto anche la Coppa Italia. Intanto vediamo che molto probabilmente il quintetto base dei bianconeri sarà con Capitan Romeo Danna, Samuele Muglia, il nostro bomber, poi Alex Raffelli, Pablo Gomez che si sta mettendo i guanti ed è pronto a partire e a difendere la porta bianconera, e poi Nicolò Puccinelli che in questa stagione è cresciuto davvero tanto, una delle sorprese positive di questo ragazzo che da tanti anni gioca con questa maglia, ha giocato anche in Serie A1 diverse stagioni, poi è cresciuto. Dall'altra parte invece i giocatori del Prato, vediamo con il numero 6 Tommaso Benelli, poi con il 3 Lorenzo Capuano, il portiere Alessandro Vespi e poi il numero 5 il bomber Maurizio Valdesi. Aspettiamo di capire il quinto dalla parte opposta della pista. Intanto siamo partiti, subito il Prato a manovrare con Capuano, numero 3, che va subito a cercare Valdesi, il bomber di questa squadra, numero 5. Mette questa pallina, attento al centro, attento Gomez, si riparte il centro con Nicolò Puccinelli subito per Raffelli, ancora Puccinelli che poi va giù. Vediamo cosa decide il direttore di gara Fabio Veluti di Modena. C'è un fallo per il centro, quindi un fallo per il centro, quindi niente a favore di bianconeri. Si può ripartire con il Prato, con Capuano che va a cercare Benelli, gli ruba la pallina molto bene Nicolò Puccinelli. Può ripartire il centro, scarica su Capitan Danna che supera il centropista, avanza Danna, la botta e il palo a dire di no alla prima conclusione di Romeo Danna. Samuele Muglia ancora al centro in avanti, ancora Capitan Danna, prova un'altra conclusione, ci mette il guantone Alessandro Vespi, può ripartire dalla parte opposta il Prato con bomber Valdesi che prova la conclusione, attento Gomez, ancora il Prato a manovrare con Lorenzo Capuano che poi non trova Valdesi, recupera la pallina molto bene Samuele Muglia, può ripartire il CGC Nicolò Puccinelli. 23:40 alla fine della prima frazione, 0-0 al Pala Barzacchi. Muglia dietro la porta di Vespi, ragiona il capocannoniere di questo campionato, scambia corto con Raffelli, ancora lui in possesso, prova l'alza e schiaccia, attento il portiere, poi Maurizio Valdesi può far ripartire il Prato. Siamo già dalla parte opposta, molto bravo Gomez ad anticipare Oscar Barbani, ancora lui in possesso di pallina, numero 4 del Prato, poi recupera la pallina Danna. Siamo a 23 minuti dalla fine del primo tempo. Roy,
con Muglia che mantiene subito il possesso della pallina per il centro, scambia con Raffaele. Nicolò Pucinelli che sembra aver assorbito un problema in settimana ad un polpaccio perché si muove bene, era stato in dubbio, poi invece ha stretto i denti per attaccamento alla maglia ed è lì regolarmente in pista. Una conclusione a sorpresa di Muglia, ha trovato attento il portiere ospite, c'è Danna, tira, la pallina lambisce di poco il palo alla destra del portiere Vespi del Prato, allenato da Enrico Bernardini. Ai tempi di quando giocava era sicuramente uno dei giocatori più importanti dell'hockey italiano e anche in panchina sta facendo un buon lavoro. Mantengono la sfera gli ospiti che tentano di venire in avanti, poi si ferma l'azione impostata da Maurizio Baldesi. La conclusione da lontano da parte, sbagliando la mira, di Lorenzo Capuano non spaventa il portiere Pablo Gomez. Sono arrivati i genitori dall'Argentina, staranno qua per un mese, quindi sicuramente una presenza importante per Pablo, che avrà avuto la possibilità quindi di riabbracciare papà e mamma, che sono assidui nostri telespettatori dall'Argentina. Ogni qualvolta il centro gioca loro puntuali, sono sintonizzati sulla diretta della Fers, sia qui dalla Pala Barzanchi che poi dalle altre piste dove è di scena la squadra bianconera. 0-0 il punteggio, ancora fermo qua in questa gara. Sentite il sottofondo dei supporters viareggini che in bel numero raggiunsero Forte dei Marmi in occasione della finale di Coppa Italia e si è ritrovato quell'entusiasmo che forse mancava intorno a questa squadra. I risultati fanno sicuramente avvicinare le persone, ma ora c'è la consapevolezza che la squadra è sulla strada buona per centrare l'obiettivo che si è prefissa all'inizio della stagione, che si chiama A1, con i debiti scongiuri, mantenendo ovviamente i piedi ben saldi a terra. Grazie Roy. Prato in possesso di pallina con Capuano che viene fermato da Capitan Danna, riparte il centro, si va da Raffaelli, finta il tiro, poi da Muglia! Bomber Muglia! 20-33. Alla fine della prima frazione arriva il gol di Bomber Muglia, bella azione dei bianconeri con il capo cannoniere di questo campionato che la mette dentro per l'1-0 in questa partita al Pala Barzanchi, rete di Samuele Muglia per l'1-0. Tanto viene fischiato un fallo, è il secondo per il centro di squadra da Fabio Veluti di Modena. Si riparte avanti con Muglia, anzi no scusate, c'è un errore proprio nel tabellone che segna 2 gol per il centro e 0 per il Prato, invece siamo 1-0, falli rimangono 0-0, c'è stato un errore nel segnare al posto del fallo una rete in più ai bianconeri. Siamo 1-0, riparte il Prato con Benelli, numero 6, che trova Lorenzo Capuano. Ancora per Baldesi, il bomber, 28 reti in questo campionato, uno dei giocatori più forti di questa A2 in fatto di realizzazioni. Riparte Muglia, litiga un po' con la pallina, poi la recupera, si scusa con i compagni, si va da Romeo Danna, il capitano bianconero che avanza, passa dietro la porta di Vespi, torna fuori da Niccolò Pucinelli, supera il centropista, ancora il possesso del numero 5 bianconero, scarica su Danna, si va da Bomber Muglia, viene fermato però da Capuano che può ripartire. Lorenzo Capuano, il numero 3 del Prato, ancora in possesso di sfera, ragiona, si ferma, poi cerca di trovare Baldesi che non arriva su questa pallina, può recuperare la squadra bianconera. Qua Raffaelli non si capisce con Danna e regalano la sfera alla squadra di Bernardini. Ancora adesso Barbani, Oscar Barbani, che prova la conclusione, numero 4 del Prato, recupera la pallina Romeo Danna, va da Raffaelli,
la controlla, poi torna dal capitano bianconero, si va dalla parte opposta da Nicolò Puccinelli che trova Muglia, fanno girare pallina i bianconeri. Raffaelli per Muglia che sbaglia il controllo, può ripartire Barbani, adesso Lorenzo Capuano, ma Gomez dice di no, il portiere bianconero. Un po' di confusione in pista, al centro cerca di trovare l'ordine giusto, ma ancora una pallina persa. Può ripartire il Prato, bravo Danna ad anticipare questa sfera che poteva arrivare ad Oscar Barbani. 17:48 alla fine della prima frazione, 1-0 per il centro Roy. Con la squadra bianconera di Raffaele Biancucci che mantiene l'iniziativa del gioco. Nicolò Puccinelli apre per Muglia, almeno l'intenzione era buona, ma ha intuito tutto il numero 4 del Prato Oscar Barbani, che poi indirizza subito la sfera sul compagno di squadra Mugnai, che gliela ritorna un po' troppo lunga, però riesce in qualche modo a gestirla. Muglia in fase difensiva va a prendersi la pallina, intanto esce Nicolò Puccinelli nel centro e entra Liam Rosi. 17 minuti alla conclusione della prima frazione, con Danna che al volo ha cercato di tirare verso la porta difesa da Vespi con la mira leggermente sbagliata. Ora ripartono gli ospiti con Baldesi, il tiro si volta di Capuano che va al lato, però è il Prato che recupera la sfera, deve indietreggiare Mugnai per cercare di guadagnare il possesso della pallina, però lo fa in modo ritardato e quindi il possesso della sfera passa al centro giovani calciatori, almeno così è la decisione del direttore di gara, il signor Fabio Velluti di Modena. Si riparte con un ingaggio nell'angolo della porta del Prato, difesa da Alessandro Vespi. Rosi ha scambiato con Alex Raffaelli, ora c'è Danna che gestisce questa pallina, la scaraventa sul corpo di Vespi che respinge il centro con calma. Vedete, con Danna va a prendersi, con Muglia va a prendersi la pallina, viene dalle retrovie, tira, respinge il portiere. Intanto il cronometro dice che sono 15 minuti da giocare nel primo tempo, viene sempre segnato 2-0 come risultato, invece è 1-0 sul tabellone elettronico. Sarà insomma bene augurante questo, almeno, oppure non si sono accorti, chiaramente hanno invertito i falli con i gol. Hanno anche comunque dal tavolo dei cronometristi l'altro qua che è sopra la nostra tribuna, quindi possono anche rendersi conto che magari c'è un errore nel cronometro, però non se ne sono accorti. Comunque il gol è uno solo, quello realizzato fino a questo momento nel corso della partita, e lo ha messo a segno Samuele Muglia. Il Prato viene davanti, ecco, cicca clamorosamente Barbani la pallina che va molto lontana dalla porta difesa da Pablo Gomez. Una partita con ritmi molto molto blandi, Daniele. Sì, esatto, il centro sta controllando, sta premendo, ma è una partita comunque a ritmi bassi. Intanto nel Prato è entrato anche il numero 21 Alberto Capuano, in precedenza è proprio lui che cerca di fermare questa sfera, che poi la recupera invece Liam Rosi. Ancora il centro avanti con Samuele e Muglia, controlla questa sfera, bisogna concludere, 10 secondi di possesso, poi recupera la pallina il Prato con Barbani, il numero 4 che passa dietro la porta di Gomez, poi va da Lorenzo Capuano, il numero 3, ancora in avanti i ragazzi di Bernardini con Baldesi che cerca molto bene Lorenzo Capuano, che non riesce però a concludere, però ancora lui in possesso, arriva il tiro, colpisce Baldesi molto probabilmente, quindi vedremo poi cosa decide Velluti di Modena. 1-0 per il centro, intanto è stato sistemato il tabellone, molto probabilmente quell'1 era il fallo per il centro
un gol per il centro, 1-0 sul Prato e un fallo di squadra per il centro e 0 per il Prato. E sul tabellone invece c'era 2-0, era un errore perché poi invece il secondo era il fallo fatto in precedenza dai ragazzi bianconeri. Tanto guardiamo anche se riusciamo a darvi qualche aggiornamento su quello che succede a Camaiore, altra partita importante da seguire. In questo momento siamo 3-3 tra Camaiore e Follonica. Questo è il parziale a Camaiore, partita che è cominciata 15 minuti prima di questa. 3-3 tra Camaiore e Follonica. Follonica che abbiamo visto anche nell'ultima partita giocata con il CGC ha messo in difficoltà i bianconeri, che erano privi sicuramente di Liam Rosi, ma un Follonica che nel girone di ritorno è cresciuto tantissimo e è lì nella parte nobile della classifica. Liam Rosi, ancora non viene corretto il tabellone, ancora 2-0 per il centro, secondo il tabellone invece è 1-0 gol di Muglia. Arriva il tiro di Raffaelli di poco a lato, recupera la pallina Baldesi, si va da Lorenzo Capuano che viene fermato molto bene da Alex Raffaelli, ancora lui che scarica su Muglia, attentissimo Alessandro Vespi a dire di no, molto bravo a dire di no. Può ripartire adesso il Prato col numero 4 Oscar Barbani che aveva trovato Baldesi, poi la pallina per Lorenzo Capuano, ancora Barbani, Lorenzo Capuano il numero 3, porta lui avanti la sfera, cerca l'altro Capuano, ma non lo trova, può ripartire Liam Rosi con il numero 7, salta il centropista tutto da solo, grande azione di Liam Rosi che poi viene fermato, adesso in possesso Maurizio Baldesi, numero 5, ancora lui in possesso di sfera. Roy. Sì, per dire che chiaramente il, C'è il pareggio. il 2-0 del centro era giusto, perché a 0,26 secondi dall'inizio Raffaelli, mentre noi ci si organizzava per entrare in diretta, aveva portato il gol del vantaggio e poi Muglia aveva realizzato il 2-0 e ora c'è il 2-1 della formazione del Prato con il presidente Alessandro Palagi che tempestivo nel seguire insieme a Nicola. Chiaramente Palagi ci hanno aggiornato di questo parziale che all'inizio era lì fermo col tabellone, non si vedeva bene, poi è stato chiaramente messo in bella vista, quindi 2-1 ora il risultato, sempre in vantaggio ovviamente il Centro Giovani Calciatori qui al Palabarzacchi, ed è una gestione di una partita sicuramente importante per la squadra del CGC che deve in qualche modo ora gestire questo vantaggio importante. Siamo a 13 minuti e 15 secondi dalla conclusione della prima parte della gara, con il Prato che ha dimezzato le distanze qua al Palabarzacchi e quindi il punteggio è di 2-1 a favore dei bianconeri di Raffaele Biancucci, con ora la manovra ancora del CDC con Raffaelli, Rosi, Samuele Muglia, il capocannoniere del campionato, Danna, il capitano tira con la pallina che schizza in qualche modo a Vespi che la neutralizza e ora c'è la squadra del Prato che tentava di venire in avanti. 13-19 gol di Baldesi. È il 2-1 proprio della formazione, come avevamo detto, Baldesi, che questo è il bomber della formazione del Prato, ha marcato anche lui, qui il suo nome si aggiunge quindi sul tabellino. È uno dei giocatori più continui, subito dietro nella classifica dei cannonieri a Samuele Muglia. Questo lo avevamo già detto all'inizio della partita, era uno degli elementi da seguire con maggiore attenzione da parte della squadra del CDC.
Ancora il centro davanti con Alex Raffelli, autore dell'1-0, Liam Rosi, poi si va da Samuele Muglia, fa girare pallina, il centro controlla 2-1, Baldesi ha segnato il 29esimo gol in stagione, il numero 5 del Prato, adesso possesso ancora per i bianco-blu, quando mancano 11:55, ancora Barbani ci prova, libera bene la difesa bianconera da parte Alex Raffelli, ancora lui in possesso, poi si va da Liam Rosi, ancora Liam Rosi che scambia corto con Muglia, poi va da Danna, ancora Raffelli, ancora per Rosi, Raffelli, Rosi, Danna, fanno girare pallina ai bianconeri in vantaggio per 2-1, falli di squadra, uno per il centro, uno per il Prato, Danna alla conclusione, dice di no Alessandro Vespi, ancora Muglia a recuperare questa pallina, cerca Rosi che torna in pista dopo l'infortunio e l'assenza nella scorsa partita follonica. Raffelli si va da Muglia, avanza Bomber Muglia, attentissimo Alessandro Vespi, il portiere, il capitano del Prato a dire di no. Ancora questa pallina recuperata dai giocatori del Prato, Baldesi cerca un compagno, cercava Capuano Lorenzo, ma recupera il centro e poi la gran botta da fuori a 10:40 di Raffelli, di poco al lato. Ancora il Prato con il numero 4 Oscar Barbani che poi va a cercare il 21 Alberto Capuano, ancora Barbani, si va da Baldesi che ha accorciato le distanze per il Prato, poi va da Lorenzo Capuano, tocca questa pallina in modo sporco Alberto Capuano, poi il recupero dalla parte opposta della pista di Baldesi, è scaduto il tempo a disposizione per fare partire l'azione, quindi possesso bianconero, intanto esce Lorenzo Capuano nel Prato ed entra col numero 8 Lorenzo Mugnai. Muglia, la porta, gol! Samuele Muglia, 10:05, gira dietro la porta e la mette dentro Bomber Muglia, il 3-1 bianconero e la doppietta, eccolo qua, il replay con Samuele che trova la doppietta personale, il 3-1 per i bianconeri. Ancora il Prato, viene questa pallina, tocca il palo, cercava Barbani, anzi cercava il tiro di Barbani sul palo da fuori, poi ancora il possesso del Prato, Baldesi cerca di controllare la pallina, poi alla fine in qualche modo riesce a scaricare sui compagni, poi recupera Liam Rosi, riparte il centro, Samuele Muglia, ancora Rosi, grande il tiro di Rosi, ma capisce tutto e salva tutto Barbani, e poi la conclusione del numero 21 Alberto Capuano con Gomez, attento, Danna, gol! Romeo Danna, il capitano, 9:20, 9:20, Danna, 15° gol in stagione, in campionato, per la precisione del nostro grande capitano. Quando siamo a 9:18, 4-1 per il Centro Roy. Un vantaggio meritato da parte della formazione di Raffaele Biancucci, che ha gestito fino a questo momento molto bene la squadra e anche il vantaggio. Ora va a terra un giocatore del Prato, interviene l'arbitro per comandare il fallo di squadra al Centro Giovani. Siamo a 8 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo, il vantaggio adesso si è allungato rispetto all'azione precedente, siamo sul 4-1, quindi appena accelerato un attimo la squadra viareggina è riuscita a passare con
la doppietta di Muglia. Ora tenta un alza e schiaccia Niccolò Pucinelli che poi va a terra. Davvero un gioco molto molto bello di Niccolò, al volo poi è stato toccato, sbilanciato, è andato a terra. L'arbitro ovviamente ha considerato tutto regolare, ma un'azione ancora pericolosa da parte della formazione Viareggina, che poi con Raffaelli e Danna si sono aggiunti ai gol di Samuele Muglia. Ora sta facendo tutto da solo in modo generoso Alberto Capuano, è messo tra 3 giocatori del CDC, ha perso la pallina, Muglia si scambia con Danna, non si sono trovati e ora da terra addirittura Maurizio Baldesi pericolosamente era riuscito in qualche modo a indirizzare la pallina verso la porta di Pablo Gomez, però sbagliando la mira, ma facendo vedere ancora una volta che dei numeri ce l'ha anche questo ragazzo del Prato. Siamo a Balaustra, va a terra un giocatore del CDC, non vediamo dalla nostra postazione chi è. Ora appena si alza dovrebbe essere Samuele Muglia, sì, così è, si è rialzato e quindi tutto regolare. Ha ripreso il suo posto in pista, ha scaricato indietro verso Liam Rosi che va al tiro con un diagonale sbagliando la mira. Ora il Prato recupera ancora una volta, viene avanti con Baldesi, controllato proprio da Muglia che è bravo anche a ripiegare in fase difensiva insieme al suo capitano Romeo Danna, dando ecco in questo caso anche un esempio ai compagni, perché retrocedono stringendo i denti, sacrificandosi per la squadra per difendere alla grande questo vantaggio di 4-1 a 7 minuti e 29 secondi dalla conclusione del primo tempo. Siro, intanto il Follonica è in vantaggio 4-3 a Camaiore, questo risultato importantissimo anche per il centro, visto che poi è inseguito in classifica dalla Pumas e del Camaiore. La gran botta di Barbani, il numero 4 del Prato da fuori, recupera Niccolò Pucinelli, può ripartire il CGC con Romeo Danna che va da Samuele Muglia al centro per Danna, peccato. Può ripartire Barbani, scarica ancora per dei compagni, eccolo qua, ancora Capuano, ma poi recupera Rosi, va da Muglia, ancora per Liam Rosi, ancora Vespi, Alessandro Vespi, il capitano a dire di no, la pallina recuperata per un pochissimo da Niccolò Pucinelli, può ripartire il Prato col possesso di Alberto Capuano che poi va da Baldesi. Ancora Baldesi in possesso di sfera, viene fermato per un attimo, ma poi ancora lui a mettere questa pallina al centro dove Alberto Capuano poi non riesce a concludere verso la porta di Pablo Gomez. Può ripartire il CGC 6:25 al termine della prima frazione. Intanto per un attimo esce, eccolo là, esce Rosi ed entra Raffaelli. Muglia si schiaccia di poco al lato. Può ripartire il Prato con Alberto Capuano, il numero 21, che mette questa pallina al centro, fermata molto bene da Niccolò Pucinelli. Riparte Samuele Muglia, scarica per Danna, si ferma, ragiona per la gran conclusione di Alex Raffaelli che trova la doppietta a 5:58. Alex Raffaelli per il centro, eccolo qua, il gran tiro di Alex, doppietta stasera, terzo gol in campionato per Alex. Anche lui ha avuto tantissimi problemi fisici, ma adesso sta davvero bene, il numero 37 bianconero. Danna qua recupera una pallina, poi ancora il Prato con Barbani, pressato da Pucinelli, si va fuori, ancora Benelli che trova Capuano, ancora il Prato che cerca di manovrare, cerca di costruire un'azione pericolosa. Intanto qui sta anche Andrea Santoro, il numero 11 del Prato, in pista a posto di Capuano. Alberto ancora scambia bene con Barbani che però non riesce a concludere, da fuori la conclusione di Mugnai, poi recupera il centro con Raffaelli per Pucinelli. Roy, 4 minuti e 56 secondi a concludere il primo tempo, con Raffaelli che
manovra, apre lateralmente con Nicolò Puccinelli che con l'aiuto della sponda riesce a portarsi in avanti la pallina, viene disturbato dall'avversario, non è d'accordo Tommaso Benelli sulla decisione dell'arbitro, ma il fallo c'è sta tutto e sono 3 per squadra i falli per Prato e CGC, con il vantaggio invece di 5-1 della squadra bianconera sugli avversari. Puccinelli sul pressing del numero 8 Benelli aveva aperto momentaneamente la pallina, ritorna in avanti, la dà Muglia ed è il gol ancora del bomber bianconero Samuele Muglia, ma l'assist al bacio di Niccolò Puccinelli invitante per l'attaccante del CDC, che quindi infila ancora una volta una pallina in fondo alle spalle del portiere Alessandro Vespi per un 6-1 che ci sta tutto per la squadra bianconera. Muglia esce a prendersi una doverosa boccata di ossigeno e quindi Danna, Muglia ancora lì, invece è uscito, no, è ancora dentro in pista il bomber bianconero che cerca di accelerare ancora una volta nel suo pattinare. Romeo Danna ancora scambia corto con Muglia, mette una pallina un po' troppo lunga per Romeo Danna, che comunque in qualche modo con un dribbling era riuscito a lasciare sul posto Santoro. Poi la difesa del Prato in qualche modo è riuscita a portare avanti la pallina con Mugnai. Ora è il numero 8 avversario Benelli che va alla conclusione, però ancora una volta c'è Pablo Gomez, è lì a terra, in qualche modo dice ancora una volta di no agli avversari. Si riparte con un ingaggio Roy Andrea Balistreri in pista a posto di Muglia. E intanto proprio la boccata d'ossigeno che appunto aveva anticipato per il bomber Viareggino è arrivata, perché aveva sicuramente tirato fino a questo momento il ritmo della gara con Danna che aggira la porta di Vespi. Poi va alla conclusione, la respinta del portiere in 2 occasioni, si salva, si dispera Romeo Danna perché in questa occasione voleva sicuramente far gol e questa la dice lunga come i giocatori del Centro Giovani Calciatori, nonostante il vantaggio di 6-1, continuano a premere sull'acceleratore, perché questo è un credo che ormai ha trasmesso nella mente dei suoi giocatori l'allenatore Raffaele Biancucci dopo l'inizio di stagione, quando qualche avversario era stato preso sicuramente un pochino sotto gamba dalla squadra viareggina e ha dovuto faticare oltre il dovuto per aggiudicarsi i risultati. C'è il gol ancora di Alex Raffaelli, che ormai la squadra viareggina è in un momento estremamente di grazia e sta scivolando via questa partita. Siamo a 2 minuti e 44 secondi dalla conclusione del primo tempo. Ancora una volta Alex Raffaelli che porta a 7 le reti per il Centro Giovani Calciatori, e qui ormai la potenza di questa squadra sta venendo fuori proprio prepotentemente in questa gara e sicuramente sta dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, di meritarsi ampiamente la promozione in Serie 1. Sì, 3 gol per Muglia, 3 gol per Raffaelli, poi il singolo di Danna e poi dall'altra parte Bomber Baldesi che ha trovato il 29esimo gol in campionato. Aveva cercato di rimettere in partita i suoi dopo il 2-0 trovando il 2-1, ma il centro, come diceva Roy, dimostra ancora una volta di essere davvero in formissima. E tanto ci prova Santoro, il numero 11 del Prato. Ancora una volta la difesa bianconera dice di no. Mugnai, numero 8, lascia la pallina lì. Il Prato cerca di costruire qualcosa con Barbani, bella l'azione di Barbani, ma poi c'è il fallo. Molto bene lo ha commesso Andrea Balestreri, da quello che ho visto indicare a Fabio Veluti, perché c'è stato Nicolò Puccinelli che gli ha detto qualcosa, lui ha indicato subito il numero 76 bianconero Andrea Balistreri, e quindi adesso abbiamo il numero 8 Lorenzo Mugnai sul dischetto contro Pablo Gomez a 1,56 dalla fine del primo tempo. Eccolo qua, Lorenzo Mugnai è pronto, ci siamo. Gomez dice di no, poi recupera molto bene
la pallina Niccolò Puccinelli, può ripartire il centro, qua sbaglia il passaggio Andrea Balistreri, può ripartire ancora il Prato, sbaglia il passaggio anche Santoro, recupera comunque Barbani la pallina, siamo là nell'angolo con Balistreri che poi controlla molto bene, il numero 76 bianconero fa sua la sfera e va dalla parte opposta da Niccolò Puccinelli che supera il centropista, ancora per Alex Raffelli, anche per lui tripletta stasera, 4 reti in campionato. Danna dietro la porta di Vespi, scarica su Balistrieri che prova la conclusione. Il possesso è ancora bianconero a 1:10 dalla fine della prima frazione. Niccolò Puccinelli in possesso di sfera, il numero 5 bianconero, va da Danna, da fuori, la conclusione sporcata, ancora Danna, si va da Puccinelli, peccato, grande azione costruita da Niccolò, rimangono giù alcuni giocatori e quindi è giusto che Veluti fermi tutto, uno scontro involontario tra Niccolò Puccinelli e Mugnai che poco fa ha sbagliato il tiro di rigore, anzi è stato parato da Pablo Gomez, deve uscire, torna in pista Lorenzo Capuano, il numero 3, il possesso è bianconero a 51 secondi dalla fine di questa prima frazione che vede i bianconeri avanti per 7-1. Puccinelli, Raffelli, Capitan Danna, adesso bisogna gestire la sfera per andare poi a riposarsi ed essere carichi per il secondo tempo. Niccolò Puccinelli qua nell'angolo a destra, torna fuori da Capitan Danna, avanza lui, il tiro, si dispera Danna perché poi ha colpito molto un compagno, ancora Danna, bella la palla per Raffelli, Andrea Balistreri, la conclusione di poco al lato, il possesso è bianconero ma scade il tempo, 3 secondi, bisogna tirare, tira Raffelli, possesso Prato, ma è finito il primo tempo, quasi 5 secondi, viene fermato Lorenzo Capuano, ancora il possesso del Prato, ma qua finisce il primo tempo 7-1 per il centro. Roy per l'analisi della prima frazione. Vabbè, dove il Centro Giovani Calciatori non ha mai chiaramente sofferto per nulla, il risultato lo dice ampiamente, un 7-1 che ci sta tutto nel momento in cui il Prato ha cercato con Baldesi di riaprire parzialmente questa partita. Il Centro Giovani Calciatori è subito ritornato prepotentemente in gol mettendo in chiaro un pochino le cose. Ora 7-1 è un risultato sicuramente molto molto importante, ma nel secondo tempo non bisogna sottovalutare rigiocare con questa intensità per portarsi a casa questa partita. Linea allo studio.
Buonasera per il secondo tempo da Roy Lepore e Daniele Maffei qua dalla Pala Barsacchi di Viareggio con il direttore di gara che è ritornato un attimo nello spogliatoio, il signor Fabio Veluti di Modena, coadiuvato dall'ausiliario Sandro Raffaelli di Viareggio, va a controllare giustamente le reti per l'inizio della seconda parte di gara, dove ora nella porta lato mare c'è Alessandro Vespi, portiere del Prato, e sotto la tribunetta della curva del CGC c'è Pablo Gomez. Intanto era stato esposto uno striscione dove la tifoseria ringraziava la squadra per aver vinto la Coppa Italia e con l'invito riportateci in Serie 1 dove ci compete. E poi il ricordo di Spillo vive con noi, un ultras del Viareggio Calcio e del CGC Hockey, purtroppo prematuramente scomparso, e quindi lo vogliono ricordare perché era lì nella parte dove ci sono i supporters viareggini. C'è anche Giampiero Lenzi, uno dei Wild Boys storici che hanno fatto ritorno vicino a questa squadra con la loro coerenza, hanno sempre sostenuto il centro e non l'hanno mai mollato, a differenza di altri che invece salgono sui carri solo quando le cose vanno tutte bene, ma noi facciamo giustamente anche senza di loro. Qui ovviamente avete visto che la partita è iniziata nel secondo tempo con il vantaggio di 7-1 a favore del centro giovani del presidentissimo Alessandro Palagi, che adesso appena da matematico quantomeno c'è la concretezza di questa vittoria del campionato, insieme con il suo staff dirigenziale inizierà chiaramente a mettere mano per allestire una squadra che possa garantire quantomeno la salvezza per il prossimo anno, ma diciamo che lo zoccolo duro di questa ossatura di questa squadra c'è già, hanno dimostrato i giocatori che sono cresciuti notevolmente, quindi con piccoli innesti la squadra sicuramente dirà la sua anche nel campionato di Serie A1. La sfortuna l'anno scorso chiaramente della retrocessione, e cioè il gol di Romeo Danna, lo aveva inseguito nel corso del primo tempo ancora e lo ha trovato anche con questa conclusione davvero al volo molto bella, al 23-19 il capitano, un valore aggiunto per questa squadra perché trascina nello spogliatoio, fuori, anche nel corso del riscaldamento, nella preparazione della squadra, è lui che guida e dai tempi, e chiaramente ci sarà ora spazio probabilmente per Emiliano Torre, lo vediamo già lì, pronto Emiliano. Si scalda, è pronto, è altro pronto. Giocatore che merita chiaramente tutta la massima considerazione che ha e che il mister Raffaele Biancucci ha dimostrato sia a lui che a tutti gli altri del gruppo. Sì, tanto Muglia viene liberata questa pallina dalla difesa del Prato. Vorrei appoggiare insomma quello che ha detto prima Roy, perché comunque i colori bianconeri, il CGC o il Viareggio Calcio, bisogna comunque stargli vicino sempre, qualunque categoria sia, perché comunque la passione, l'amore per certi colori non possono passare mai, e quindi poi, come diceva Roy giustamente, chi c'è c'è, chi non c'è avrà fatto le sue scelte, ma noi siamo sempre qua con il centro, e anche la stagione di quest'anno sia a livello giovanile sia a livello con il pattinaggio, con la prima squadra, insomma i risultati ci sono e il centro dimostra. Intanto gran gol di Muglia, con l'alza e schiaccia a 22-12, il bomber non si ferma mai, bravissimo Samuele, guarda là, alza e schiaccia, non può far niente Alessandro Vespi. È il quarto gol di Muglia. Intanto l'applauso di tutto il Pala Barsacchi per Emiliano Torre, altro grandissimo giocatore che da anni veste questa maglia e ha sempre dimostrato in A1 e in A2 di essere attaccato come non mai a questa maglia. Quando viene chiamato dimostra di essere super presente. È bello vederlo in pista stasera dopo il 9-1 a 21-55. Come dicevo, per concludere, il centro
si ama e basta. Muglia, Capitan Danna, si va da Samuele Muglia, a Lia Marrosi, dentro la porta di Alessandro Vespi, Alex Raffelli, fuori da Danna, la conclusione sporcata da Lorenzo Capuano, poi la pallina esce di pista. Molto attento stasera Fabio Veluti di Modena, ottima la sua direzione, partita da un certo punto di vista facile, ma poi sono queste partite che poi un direttore di gara deve saper arbitrare molto bene. Rosi per Muglia, ancora per Rosi, viene pressato da Santoro, poi va ancora da Muglia, che cerca ancora Rosi, la conclusione, mancava pochi secondi per il centro. Intanto pista anche Andrea Poli, numero 99 per il Prato, bravo qua Raffelli a toccare questa pallina per i compagni, poi ripartire adesso il Prato. Eccolo qua Andrea Poli, numero 99, Capuano Lorenzo, numero 3, che mette questa pallina al centro, Santoro, che poi viene fermato molto bene da Samuele Muglia e c'è il fallo. Vede tutto bene il direttore di gara. Quarto fallo di squadra per il Prato, 3 per il centro. Rosi, Danna, si va da Muglia, ancora Capitan Danna per Liam Rosi, la conclusione e poi la pallina rimane lì per poco. Raffelli non trova la quaterna personale, ancora il centro in possesso di pallina, 36 secondi di possesso. Muglia la botta, attentissimo Vespi, poi si va da Santoro che salta Rosi, poi Poli dopo aver scambiato con Baldesi, il bomber del Prato, ancora Lorenzo Capuano, salta Muglia molto bene, mette questa pallina al centro per Santoro, in qualche modo la pallina attraversa tutto lo specchio della porta ma non la inquadra. Ancora possesso del Prato con Poli per Capuano, il tiro ci arriva in qualche modo Gomez, poi trova Raffelli, Torre, sì, abbiamo Torre, Danna per Rosi, ancora avanti il centro, 19-20 Roy. Muglia cerca lo scambio con Danna, lo trova, poi ne approfitta Baldesi per venire in avanti dalla sua area, è già pronto dietro la porta di Emiliano Torre. Vediamo se riuscirà a mantenersi l'imbattibilità da quando è entrato in pista, sarebbe anche questa un'altra sua soddisfazione personale. Intanto ci sono giocate per la VUSL le semifinali. Il Sarzana ha perso 8-1 con l'Igualada, mentre il Follonica degli ex Leonardo Barozzi e Nando Montigel hanno superato il Voltrega per 5-1 e domenica la finale Follonica-Igualada, e noi ovviamente tifiamo Follonica perché è una squadra italiana e anche perché ci sono giocatori ex grandi giocatori che hanno regalato pagine davvero importanti qua al Palabarsacchi e non solo. Muglia viene avanti, intanto sentite in sottofondo cantano i supporters, tra cui tanti giovanissimi che sono un pochino in ricambio, sono le nuove leve, anche a Forte dei Marmi ce n'erano diversi e tanti quelli anche che praticano hockey giovanile qua nella società del Centro Giovani Calciatori, e questi sono i ricambi per il domani sia in pista ma anche in queste occasioni anche fuori sugli spalti per portare il sostegno. Ancora Raffaele, grande gol, gli aveva chiamato il quarto gol Daniele e Alex ha subito risposto la quaterna insieme a Samuele Muglia, esatto. Quindi siamo al 17-42
con Raffaelli che va in gol ed è il 10-1 per il Centro Giovani Calciatori, che ora abbonda nelle reti come era stato già qui contro la Pumas alla Pala Barsacchi. Ora si sta ripetendo contro il Prato, tentava dal dietro di ingannare Torre, il numero 5 Baldesi del Prato, ma in questa circostanza è stato attento il portiere Viareggino. Intanto Rosi controlla bene una pallina sull'attacco di Santoro, scambia subito con Danna che viene avanti, Muglia, ormai queste sono le prove, e eccolo Romeo! Ancora Romeo che segna, ormai si trovano quasi a occhi chiusi questi giocatori del Centro Giovani Calciatori, anche la panchina applaude perché chiaramente c'è grande feeling insieme a tutto questo spogliatoio, una squadra compatta, una squadra unita, si sta proprio percependo anche nei momenti che precedono le partite, mentre si scaldano, mentre preparano con estrema professionalità le gare, e questa diciamo è la dimostrazione della risposta anche un grandissimo gruppo, di come bisogna chiaramente, perché poi i risultati non sono frutto del caso, i risultati sono frutto di una programmazione, sono frutto anche di queste cose, perché quando tutti si sentono importanti all'interno di uno spogliatoio, da Samuele Muglia capocannoniere fino all'ultimo dei ragazzi che entra quando l'allenatore gli dà la possibilità, ma cerca di dare il suo con grande attaccamento alla maglia, poi alla fine ci sono questi risultati che stiamo vedendo qua e stanno rispondendo alla grande alle aspettative di una società che ha impostato tutto all'inizio di questa stagione per riportare la squadra in A1, e ci stanno riuscendo, almeno fino a questo momento. Noi facciamo tutti gli scongiuri del caso perché le ciambelle devono venire tonde, ma devono venire tonde con l'aiuto di tutti, e noi anche qui che parliamo insieme a Daniele, ai nostri tecnici che praticamente dall'inizio della stagione seguiamo questa squadra, siamo anche noi una piccola componente ovviamente di tutto questo grande ingranaggio che dice che il CGC sta vincendo 11-1 con il Prato a 16 minuti e 35 secondi da questa partita. Un ROI meraviglioso, anche in questo caso siamo 11-1 per i bianconeri. Riparte il centro con Capitan Danna che prova la conclusione, ancora una volta dice di no Alessandro Vespi, poi la pallina esce di pista. 11-1 fino a questo momento, con sugli scudi Muglia, Raffaelli e Danna per quanto riguarda le marcature bianconere. Eccolo qua, Rosi cerca di saltare Bomber Baldesi ma non ci riesce, poi ripartire Prato, Santoro non controlla bene la sfera, poi ripartire Bomber Muglia, scarica da dietro su Alex Raffaelli, ancora cercare Muglia ma capisce tutto Santoro, il numero 11 del Prato, che può impostare, si va da Baldesi, poi fuori per il numero 99 Andrea Poli, poi si va ancora da Baldesi, ancora per Lorenzo Capuano, il numero 3 mette questa pallina al centro pericolosa, attenta alla difesa bianconera, poi ripartire il centro con Muglia, si va da Danna, conclusione al lato, si arrabbia Danna con se stesso per questa conclusione sbagliata. Santoro, Lorenzo Capuano, il numero 3 da fuori, attentissimo come sempre Emiliano Torre, si va dalla parte opposta, il tiro di Samuele Muglia, poi qua a lottare nell'angolo, può ripartire il Prato con Baldesi, numero 5 passa dietro la porta del centro, difesa da Emiliano Torre, ancora Capuano, avanza, bella azione, poi trova Baldesi ma la pallina è un po' sporca, deve rincorrere al bomber del Prato, la recupera, viene poi fermato in qualche modo dalla difesa bianconera. Attenzione questa palla, bravissimo Liam Rosi a recuperare la sfera prima che arrivasse a Poli. Muglia, e attento Alessandro Vespi, Santoro numero 11 tra la porta del suo portiere,
prova a impostare, ancora Baldesi, la porta di Emiliano Torre, ancora lui pressato da Danna, mette questa pallina al centro, per nessuno, ci può arrivare forse Alex Raffelli, sì, bravo Alex, bella palla per Muglia, peccato, grande azione del centro, in pista anche Gioele Falaschi, numero 4 del centro, eccolo qua, controlla molto bene, poi va fuori da Alex Raffelli, Samuele Muglia, si va da Romeo Danna, ancora per Muglia, avanzano i bianconeri, la porta del Prato scambia con Danna, conclusione, attentissimo Alessandro Vespi, può ripartire Santoro che va da Lorenzo Capuano che con questa pallina che viene sporcata, e aveva capito tutto Baldesi che il possesso era del Prato, ha aspettato perché era stata toccata dai bianconi di questa sfera. Falaschi per Muglia, bravissimo Baldesi davanti a Emiliano Torre, spreca questa occasione perché poi non riesce a controllare questa sfera, non riesce a concludere. Può ripartire Samuele Muglia per il centro, la conclusione fuori, recupera Maurizio Baldesi, numero 5 del Prato, trova Poli e poi cercava Capuano, ma è molto bravo Capitan Danna a dire di no. La conclusione sporcata, recuperata da Danna, tanto in pista Alberto Capuano, il numero 21, proprio lui in possesso di sfera che avanza, va lì da Santoro, tiro grande, grande Emiliano Torre a dire di no, 12:35, grande Emiliano. Roy. Grande anche Andrea Santoro con questa conclusione al volo di poco sulla traversa della porta difesa appunto dall'estremo difensore del Prato Alessandro Vespi, che ora probabilmente verrà chiamato fuori per far posto a Lapo Barsi con la maglia numero 10. Vediamo che è già pronto alla balaustra per entrare probabilmente appena ci sarà una interruzione di gioco per consentire questo cambio. Siamo a 11 minuti e 56 dalla conclusione della partita e anche Enrico Bernardini vorrà dare sicuramente spazio anche agli altri giocatori che magari giocano poco, e ci sarà spazio appunto anche per Lapo Barsi, il portiere che entrerà al posto di Alessandro Vespi. Intanto gli ospiti in maglia bianca-azzurra mantengono il possesso della pallina, sono al centro della pista con Santoro che viene in avanti. Tanto abbiamo un ritorno in cuffia che improvviso, un fischio assordante. Ora ritorniamo nei binari della normalità dopo un attimo così in cui abbiamo avuto questo problema leggermente tecnico. Ora c'è Raffaelli che ferma, anzi no, è entrato anche Davide Palla, è stato lui che ha fermato subito l'avversario che era puntato in avanti, quindi è anche l'allenatore Bianucci dà spazio anche agli altri giocatori come era da aspettarselo. Palla che segnò anche nella finale di Forte dei Marmi di Coppa Italia commuovendosi, e anche quella è stata una scena davvero molto molto bella. Era lì a far pressing ora in fase offensiva, in pista anche Poli per il Prato. Ci sono 3 giocatori pronti ad entrare dentro, 2 di movimento oltre il portiere Lapo Barsi. Per l'allenatore Enrico Bernardini non ha ancora deciso questi avvicendamenti e c'è il gol che subisce Emiliano Torre con Andrea Santoro, che ha fatto partire una conclusione potente, e a 9 minuti e 47 secondi dalla conclusione della gara
realizza il secondo gol e ora entra in pista Lapo Barsi e c'ha dalla sua un tifo perché stanno applaudendo è Viareggino, quindi chiaramente si è portato i supporters che sono qua a salutarlo e ora è stato applaudito con questo suo ingresso in pista insieme anche agli altri due compagni di squadra. 11-2 quando mancano, a favore del Centro Giovani, quando mancano 9 minuti e 47 secondi alla conclusione della partita. Sì, si riparte 9:49 tra 8 secondi. Ripartiamo con Davide Palla, Samuele Muglia, Gioele Falaschi e Alex Raffelli per il centro. Dalla parte opposta Oscar Barbani e poi in porta, come ha detto Roy, Lapo Barsi, poi il numero 8 Lorenzo Mugnai, il numero 21 Alberto Capuano e poi il numero 3 Lorenzo Capuano. Falaschi, Raffelli per Muglia da fuori, ferma tutto il portiere del Prato, ancora Raffelli che ci prova da fuori, poi va giù Palla, tutto regolare, riparte Mugnai che poi va subito da Capuano e poi la conclusione da fuori di Lorenzo Capuano e la grande parata di Emiliano Torre. Attento il portierone bianconero. Falaschi, Muglia si va da questa parte per Raffelli, ancora per Palla che trova molto bene Muglia, ancora Muglia, attento, molto attento Lapo Barsi, riparte dalla parte opposta del Prato, la conclusione al lato di Oscar Barbani, può recuperare il centro con Falaschi che poi va da Raffelli, ancora per Muglia, si fa girare pallina, bisogna controllare la sfida, sfruttare tutto il possesso bianconero, visto il risultato, ancora Muglia che poi scarica lì per Davide Palla, salta un avversario, poi va dalla parte opposta da Raffelli che prova la conclusione, fermata in difesa da Mugnai, può ripartire Lorenzo Capuano, il numero 3 che poi va giù, c'è il fallo sul giocatore del Prato in questa stagione, 13 presenze e 2 reti per lui. Intanto esce Alex Raffelli e torna Andrea Balistreri in pista per i bianconeri quando mancano 8:07, centro avanti 11-2 in questa 13ª giornata di campionato. Ancora il Prato che cerca di costruire un'azione offensiva, poi recupera questa pallina Muglia, ancora lui in possesso, c'è il fallo però di Muglia che non è per niente d'accordo su Alberto Capuano. Mugnai, numero 8, che va a cercare e trova Lorenzo Capuano, il numero 3, ancora lui in possesso, pressato dai giocatori del centro, recupera bene la pallina Falaschi, va da Muglia che cercava Palla, ha capito tutto la difesa del Prato, riparte Capuano che viene fermato ancora una volta da Falaschi, ancora al centro con Davide Palla alla conclusione. Bravo Muglia a scaricare sul compagno, Balistrelli poi trova Falaschi, ancora Balistrelli, è giusto far girare tutta la rosa dei bianconeri, una squadra che sta dimostrando di essere la regina di questo girone. Ancora Andrea Balistrelli, si va da Davide Palla, gira la pallina per Muglia, ancora per Palla, la conclusione di poco al lato, poi viene recuperata da Muglia, ma bisogna tirare, mancano 9 secondi alla fine dell'azione bianconera, adesso 4, deve tirare Samuele e poi tira, però chiaro, il tempo in questo momento scade, non era facile costruire un'azione pericolosa, può ripartire Barbani, numero 4, bravissimo al lato, poi la pallina viene recuperata ancora da Barbani e c'è il fallo di Falaschi, è il 6° fallo di squadra per il centro contro i 4 del Prato. Intanto vi aggiorniamo anche
sulla sfida tra Camaiore e Follonica. Il Camaiore è in vantaggio 6-4 contro Follonica e mancano 5 minuti alla fine. Tanto ancora una volta dice di no Emiliano Torre. Viene sporcata la sfera da Muglia, recuperata dal numero 21 Alberto Capuano, che poi cercava Barbani, non lo trova, poi ripartire del centro con Samuele Muglia, che va da Davide Palla, Andrea Balistreri, numero 76, ancora Muglia, il veterano insieme a tutti i ragazzi del centro in pista. 5:53 il centro in possesso di Sfera Roy. Eccomi qua, 5:59 come detto alla conclusione. Intanto vediamo che l'allenatore Enrico Bernardini consola o quantomeno parla con il suo portiere Alessandro Vespi, che probabilmente con tutti i gol che ha subito era un po' demoralizzato, e questo insomma è un bel gesto anche da parte dell'allenatore del Prato nei confronti del suo portiere, proprio perché contro il Centro Giovani c'era ovviamente il rischio, tra virgolette, di poter subire una goleada come è stato, ma lui ha cercato di fare il possibile per evitarla. E ora intanto a tu per tu di Emiliano Torre si era portato Benelli, ma Emiliano è stato bravo ancora una volta a neutralizzare questa conclusione. Muglia al tiro, è andata al di là della rete di recinzione del Palabarzacchi, la pallina è subito ritornata in pista con Palla che si incarica di toccare per il bomber Viareggino, poi Balestrieri che è ritornato a dare una mano ai suoi sul parquet del Palabarzacchi, pallina che viene ciccata clamorosamente però da un compagno di squadra. Muglia aveva effettuato un bellissimo assist proprio al centro dell'area avversaria e in qualche modo è stato graziato il Prato nella circostanza, perché Falaschi non è riuscito a deviare questa pallina. Intanto a porta quasi completamente sguarnita c'è stato Benelli che ha tirato con la sfera che è andato al lato. Prato che cerca l'affondo a ridosso della porta di Emiliano Torre, c'è però il time out chiesto dal Centro Giovani con l'allenatore Raffaele Biancucci che ne approfitta a 4 minuti dalla conclusione della partita per dare le ultime direttive ai suoi giocatori. Il punteggio comunque è di estrema tranquillità per la squadra bianconera, 11-2. Tanto vediamo l'inquadratura delle panchine, anche Enrico Bernardini cerca in questi ultimi minuti di accompagnare i suoi giocatori al termine di una partita che sulla carta alla vigilia era sicuramente difficile per il Prato, visto lo spessore tecnico dei bianconeri. Ha cercato di fare quello che ha potuto la squadra ospite con il gol prima di Baldesi del 2-1 e poi il Centro Giovani è venuto fuori alla distanza andando in gol e chiudendo già nel primo tempo con il punteggio di 7-1 in pratica la partita, e ora nel secondo tempo poi ha incrementato il bottino portandolo a 11-2 con il secondo gol del Prato di Santoro. Intanto avete visto ancora una parata prima di Emiliano Torre, ora una traversa in modo sfortunato da parte del Prato, che ha quindi cercato ancora una volta la via del gol. Non resta che attendere a questo punto la conclusione di questa partita con la squadra che ora attende il fischio dell'arbitro per poter ripartire, e così è. Eccolo, il Centro Giovani calciatore è ritornato in pista anche Nicolò Pucinelli, che ha scambiato corto, aggancia la pallina e se la allunga Falaschi, Balestieri, e c'è la deviazione quasi di Palla, ma è stata sporcata la pallina da un avversario
che poi tentava di servire Barbani ma non ha agganciato. Siamo a 3 minuti e 34 secondi dalla fine, 11-2 per il 100 giovani. Avanti il centro con Nicolò Puccinelli, che poi trova Andrea Balistreri, ancora Nicolò Puccinelli, in avanti Bianconeri, Falaschi trova palla, ancora per Balistreri, fuori da Nicolò Puccinelli, in questo momento in pista è il più esperto dei giocatori in movimento e ci fa piacere che sia lui a gestire la squadra. In questo momento riparte in qualche modo il Prato con Barbani, bravissimo, bravissimo Emiliano Torre a dire di no, ancora Barbani, il numero 4, pallina fuori da, e poi arriva il gol di Baldesi, il bomber Baldesi, che comunque ha trovato la doppietta in questa partita quando mancano 2:46. In questo caso sicuramente nessuna colpa per Emiliano Torre, che aveva già detto di no in un paio di circostanze in precedenza. Poi Baldesi ha avuto la possibilità davanti al portiere bianconero di trovare il gol. Palla per, eccolo là, Andrea Balistreri, 2:33, arriva il gol di Andrea Balistreri e vogliamo ricordarvi che è il quinto gol in campionato di questo ragazzo, che è partito in sordina. All'inizio non era nel gruppo, sì, era nel gruppo della 1, ma insomma piano piano ha dimostrato di essere uno dei più importanti all'interno del gruppo, perché ha fatto squadra, ha dimostrato, quando poi è stato messo in pista dal mister bianconero, di essere sempre presente. Quando scende in pista segna sempre, e siamo a 5 gol in campionato per lui, e questo ci fa davvero piacere. Palla 2, dice Veluti di Modena, siamo 12-3 per i bianconeri quando mancano 2:03, è arrivato il gol di Andrea Balistreri, il quinto gol del campionato per lui. Conclusione del Prato, poi in qualche modo palla cercava di liberare, poi ancora il Prato in avanti con Mugnai che va fuori da Baldesi, autore della doppietta per lui. Si riparte, palla lunga, si dispera Palla di non aver agganciato questa sfera, poi la recupera, va fuori da Nicolò Puccinelli, ancora Andrea Balistreri, Falaschi, si va da Davide Palla, fanno girare la pallina ai bianconeri, Nicolò Puccinelli, la conclusione dice di no dopo Barzi, ancora Davide Palla, finta il tiro, poi va da Falaschi, ancora Falaschi, si va da Balistreri, c'è un problema, un colpo involontario molto probabilmente, mentre Andrea Balistreri stava liberandosi per la conclusione a 1:08, non volendo, sicuramente ha colpito un avversario, ed è giusto che Veluti abbia fermato subito il gioco per capire le condizioni. Tanto Baldesi esce dalla pista e va in pista ancora una volta Andrea Poli, riparte il centro con Andrea Palla, va ancora da Andrea Balistreri, ancora per Palla, bravo qui Andrea che voleva il gol del compagno, non ha tirato, poi qui Emiliano dice di no, grande Emiliano Torre, riparte Gioele Falaschi, manca pochissimo, mancano 40 secondi, bravo Torre su Santoro, e voglio che chiuda Roy. Palla, apertura larga per Puccinelli, siamo ormai nel giro del cronometro, si è allungata la pallina Nicolò, però indietro recupera subito la sfera Falaschi per il 100 giovani calciatori, che viene accompagnato con gli applausi e con il ritmo del tamburo dai piccoli ultras che si aggiungono a quelli un po' più grandi e maturi. E ora c'è Palla che era andato
alla ricerca del gol personale che non è arrivato, però questo gruppetto di giovani che sono rimasti in pista in questa fase finale della partita si sono comportati bene e ora si aspetta che arrivi la fine. È arrivata la fine di questa partita che dice che il 100 Giovani Calciatori ha vinto per 12-3 con 4 gol ciascuno di Alex Raffaele e Samuele Muglia, con tripletta di Romeo Danna, gol singolo di Balistrieri, mentre nel Prato doppietta di Baldesi e rete singola di Santoro. Spazio anche per i due portieri che si sono avvicendati, Barsi per Vespi e Emiliano Torre per Gomez, oltre l'ingresso in pista di tutti gli altri componenti, le due rose a disposizione di Enrico Bernardini per il Prato e di Raffaele Biancucci per il 100 Giovani Calciatori. Fanno gruppo, vedete il 100 Giovani Calciatori, e lì viene abbracciato Emiliano Torre da Gomez. Anche questo è un rapporto davvero bellissimo che c'è tra i due portieri, di collaborazione estrema. Le squadre si salutano al centro della pista con gli applausi del pubblico qua del Pala Barsacchi, che è sicuramente contento per il successo dei viareggini, ma ha apprezzato anche quello che hanno fatto i giocatori del Prato, anche i piccoli e quelli che erano arrivati qua, i pochi a supportare la squadra di Enrico Bernardini, possono tornare a casa con la consapevolezza che hanno cercato di dare tutto quello che avevano per contrastare questa squadra del 100 Giovani Calciatori, che è arrivata alla conclusione di questa partita 12-3. Noi con Daniele Maffei insieme a Roy Lepore e i nostri tecnici, Angelo Cupissi, collega del Tirreno che ha collaborato con noi qua dalla Pala Barsacchi, vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre della cortese attenzione, dandovi l'appuntamento. Però diamo anche il risultato del Camaiore che ha vinto 7-5 col Follonica. È un risultato anche quindi rimane a 6 importante. punti dal centro. Ok, grazie a Daniele per questo aggiornamento e grazie a tutti voi. L'appuntamento alle prossime occasioni. Buonanotte.